Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici delle stelle, ripartiamo anche in questo nuovo inizio settimana di ottobre, ultimo per questo mese, con le ultime novità insieme alle stelle di Radio.0. E allora partiamo per il nostro viaggio tra i segni, iniziamo anche oggi dall'Ariete. Grazie alla luna odierna, ma grazie specialmente a Giove e Saturno che da tempo vi sono alleati, godrete di un valido sostegno alle vostre iniziative. Vi potrete concedere quindi, senza esagerare però, uno sfizio piacevole che finora era al di fuori della vostra portata. Toro, vi sentirete stanchi, affaticati e la colpa sarà di Giove avverso in questo lunedì che vi farà girare senza posa come trottole, vi renderà irritabili e impazienti. Con Urano che transita nel vostro cielo in più potrete sentirvi attratti da persone e da situazioni inusuali. Gemelli, con la luna nemica di Nettuno ma complice di Giove e di Marte evitate oggi errori di valutazione che potrebbero aggiungere tensioni ai rapporti con i colleghi. Oggi parliamo di lavoro, continuate a rilevare le criticità per vedere cosa non va e programmare poi le idonee correzioni. Cancro, a causa di Marte contrario la voglia di concludere certi affari sarà tanta, ma se non calibrerete le energie vi stancherete tanto, riuscendo a fare poco o niente. Non lasciatevi suggestionare dalle chiacchiere di chi sta palesemente portando acqua solo al proprio mulino. Leone, la luna in Gemelli regalerà un lunedì più tranquillo del solito a voi amici del Leone, ma Urano in quadratura continuerà d'altra parte a innervosirvi e a spingervi a tentare rinnovamenti. Invece di azzardare nuove imprese però riprendete in mano alcuni progetti già iniziati e poi accantonati in precedenza, potranno darvi ottimi risultati. Vergine, con Nettuno in opposizione invece di continuare a sognare amori e relazioni sentimentali irrealizzabili mettetevi in gioco e viveteli nella realtà. Urano si trova fisso nel Toro, questo significa per voi cambiamenti improvvisi, eventi sorprendenti e proposte inaspettate. Bilancia, per merito della luna in Gemelli in trigono a Marte accorderete le intenzioni con la possibilità effettiva di agire e risolverete questioni professionali intricate. Avrete la capacità di fare programmi sulla vostra attività e di operare con la giusta calma e costruttività. Scorpione, essendo Giove in quadratura siate cauti oggi nell'agire con il partner, siate disponibili e comprensivi soprattutto se dovessero emergere insoddisfazioni per spese inattese. Urano è opposto dal Toro, d'altra parte potrebbe provocare qualche inconveniente in famiglia a rendere gravosa la vostra routine. Sagittario, con Marte favorevole per voi in famiglia riprenderete la situazione in mano e ristabilirete il clima necessario per risolvere i problemi sorti recentemente. Grazie a Venere nel segno dalla vostra parte quindi potrete consolidare i legami importanti, le aspettative non andranno deluse. Capricorno, a causa di Mercurio dissonante gli spostamenti, specie se lavorativi, si profilano faticosi, un po' complicati a causa di contrattempi che si inseriranno sulla vostra strada. Parole affrettate in più potranno scatenare attriti, quindi attenzione. Forte anche la necessità di modificare l'immagine che di consueto offrite agli altri ma che non sentite più vostra. Acquario, con la luna in Gemelli in trigono a Giove, se siete singole in attesa dell'incontro fatale sarete molto abili nell'approfittare delle occasioni che vi si offriranno. Arriverete in alto, unirete idee ed energie con quelle di persone sulla vostra stessa lunghezza d'onda. E chiudiamo infine in questo lunedì con i pesci. Visto che la luna è ostile a Nettuno, la giornata sarà agitata. In famiglia basterà una parola fuori posto per riaccendere la miccia di antiche incomprensioni. Interessati da un sestile di Urano si preannunciano in più cambiamenti profondi con svolte insperate. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle del giorno. Appuntamento a domani sempre qui, sempre alla stessa ora con tutte le novità. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0